C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici, le nostre passeggiate per il centro di Brescia ci hanno condotto qui in Largo Formentone, che viene attraversata da Corso Mameli e qui in Largo Formentone arriva anche via San Faustino, Corsetto Sant'Agata e proprio qui, molto vicino, c'è Piazza della Loggia. Il nome di questa piazza è quello di Tommaso Formenton, architetto italiano della Repubblica di Venezia, che fu convocato dal Consiglio Comunale di Brescia nel 1489 per fare un progetto del Palazzo della Loggia. Il progetto fu però scartato e Formenton tornò a Vicenza, dove realizzò il Palazzo della Ragione, che oggi è diventata la Basilica Palladiana. In questa zona passava durante l'epoca romana il decumano massimo, cioè l'asse viario est-ovest della città, e proprio qui sorgeva un arco di trionfo che crollò durante il Medioevo, probabilmente a seguito di un terremoto. Allora, qui di frati in zona non se ne vedono, ma qualora ne vedessimo uno, secondo voi potremmo chiedere se sotto il saio tengono delle armi? Quindi, amici, che vuol dire le come cercaga la pistola ai fra? Chiediamolo immediatamente a qualcuno. È come cercare la pistola ai frati. Perché i frati, si sa, notoriamente sono armati, no? Certo. Le come cercaga la pistola ai fra. Questo è facile? Questo è abbastanza facile, come andare in chiesa e vedere se davvero questi tutori della moralità e diciamo dell'educazione sono o non sono un po' furbacchioni. 38,5. Abbiamo avvicinato una suora. Lei conosce il dialetto bresciano, suora? Lo conoscevo quando ero piccolina al mio paese, non l'ho parlato per tanti anni, perciò adesso me lo sono dimenticata. È stata in missione. Sono stata negli Stati Uniti. Bene, che Dio la benedica. Senta, ma visto che lei un po' se lo ricorda magari, che significa le come cercaga la pistola ai fra? È come cercare la pistola ai frati, fin lì ci arrivo. Beh, ma allora pure negli Stati Uniti si parla in dialetto? No, solo in inglese, solo americano. Si fa un saluto americano, per favore? Hello, hello, how are you? Did you have a nice day? I'm fine, thank you. Wonderful. Hanno risposto bene nelle puntate precedenti, quindi anche oggi li interroghiamo. Le come cercaga la pistola ai fra? Allora, è come cercare la pistola ai frati. Quindi una roba inutile. È inutile cercare la pistola ai frati? Sì, si spererebbe di sì. È la cosa che mi diceva sempre mia mamma quando parlava delle mie tasche, che fa poi il pari con avere le mani bucate, perché le m'abuse, come avere, io se non ho niente sono capace di non spendere niente, ma se ho qualcosa lo spendo immediatamente. All'epoca, ora non più. Sono rimasti pochi, quindi continuo in questa pratica esistenziale. Lei come cercaga la pistola ai fra? Che vuol dire? È come cercare una pistola ai frati. Ma lei non è di Brescia? Pistolone. Di Reggio Calabria sono io. Conosce dei frati? Li conoscevo da piccola perché andavo a San Francesco e ce n'era uno grande come me che era un tesoro. Non era armato, no? Non l'ha mai visto armato? Armato di tanta gentilezza e affetto, sì. Quindi, cercaga la pistola ai fra. Che vuol dire? È inutile. Come cercare la pistola ai frati, che sarebbe un modo di dire che non so cosa significhi però. Una cosa impossibile da fare, una cosa da ottenere. Sono stato come fra, anche io ho fatto i voti là, ed è frato, ma proprio Le come cercaga la pistola ai fra? Nel giorno del matrimonio potremmo mai cercare la pistola ai fra? Che vuol dire? È difficilissima. La pistola ai frati, fammi pensare, è una cosa impossibile, no? Bravo! Bacio alla sposa! Beh, amici, abbiamo capito, no? I frati sotto il saio avranno le chiavi della cella nelle tasche piuttosto che un rosario, ma sicuramente non sono armati, no? Bene, quindi cercaga la pistola ai fra significa pretendere una cosa impossibile. Non è stato impossibile, non sarà impossibile per noi darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Centro Anch'io. Ciao! Centro Anch'io.